Pronti? 1, 2, 3. Valido il terzo segnale con la velocità da parte di Zilla Fonte e di Pickering che vanno subito in lotta. Insiste Pickering che vuole ottenere strada da Zilla Fonte, passa a condurre all'imbocco della prima curva. Pickering in vantaggio nei confronti di Zilla Fonte, in terza posizione Avila dei Greppi, a precedere Sea Point J-Bay, quindi ancora il 2 di Teddy Bear a precedere Vastom dei Mag. Ancora all'esterno il 10 di Turbo Capar che precede Ultra Lady Grad, lungo i birilli c'è Urra dei 1000, poi più indietro Sugar Bread, mentre sono partiti molto male Zingaro Rosso e Ramirez B. 400 in 30 e mezzo per Zilla Font che ha fatto il cambio al comando con Pickering, quale è passato in zona partenza e poi ha mandato via ovviamente il rivale. Davanti alle tribune Zilla Font in vantaggio nei confronti di Pickering. Due si staccano dal resto del gruppo perché c'è l'errore di Avila dei Greppi che lascia terzo Sea Point J-Bay. Poi all'esterno la mossa da parte di Teddy Bear che sposta in anticipo su Turbo Capar, mentre si mette in terza ruota alle retrovie Sugar Bread che prova a progredire. Intanto però gli 800 sono andati via in 1.1.6 e siamo ormai alla prossimità del chilometro che Zilla Font passa in 1.17.2 ed è in netta evidenza nei confronti di Pickering. Sea Point J-Bay, mentre dalle retrovie fa molta fatica Sugar Bread a recuperare, richiesto anche Teddy Bear all'esterno. Poi Turbo Capar lungo la corda sembra aver qualcosina da dire Vastom dei Mag, la dritta opposta ai tribune in 14.8, 1.32 3 quarti di miglio e Zilla Font sta scappando da Pickering e da Sea Point J-Bay che sposta all'esterno. Poi Vastom dei Mag, ancora Sugar Bread che progredisce in mezzo alla pista, intanto Zilla Font però se ne sta andando. 15.1 per l'ultima curva, Zilla Font che entra in retta arrivo in chiaro vantaggio, Zilla Font che se ne sta andando da tutti, Zilla Font che a 100 dalla conclusione è padrone della situazione, vince facile Zilla Font, mentre per il secondo si apre un ventaglio con Sea Point J-Bay. All'esterno Sugar Bread e lungo i birilli Vastom dei Mag, finiti molto vicini, bisogna andarla a rivedere. 1.17.1 il ragguaglio cronometrico, il successo di Zilla Font, Andrea Venezia, Paolo Tommasello, i colori ovviamente dello stesso gentleman Andrea Venezia. Essendo questa una corsa gentleman proprietari, il successo per la figlia di Napoleon che porta a casa il successo, mentre sono molto vicini per il secondo posto. Andiamo a rivedere nelle immagini mentre Andrea Venezia si coccola la sua Zilla Font. Al secondo dovrebbe essere Sea Point J-Bay a precedere il 12 di Sugar Bread, al quarto l'8 di Vastom dei Mag. Ovviamente tutto questo è da verificare, da andare dal giudice d'arrivo, ma il successo netto però è tutto per Zilla Font.